Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Effetto Serra, il talk show su social. Oggi parliamo di musica e lo facciamo con una artista che ha bisogno di poche presentazioni. Per me personalmente è una delle migliori voci del panorama musicale italiano, Francesca Alotta. Ciao Francesca, grazie di essere Ciao presente. proprio, ciao. Buonasera. Allora, Francesca, tutti la ricordano ovviamente nella storia della musica italiana come vincitrice del Sanremo con Non amarmi in coppia con Aleandro Baldi, che forse è stato la sliding doors più evidente, però Francesca è uscita da poco nuovamente sul mercato discografico italiano con il singolo Diversa, il cui video poi vedremo dopo. Innanzitutto a Francesca chiedo il perché di questo titolo Diversa, perché poi vedete anche lo stile, il tipo di musica è diverso, noi siamo sempre stati abituati a vedere una Francesca Lotta con la classico pop tradizionale, la musica melodica romantica. Qui anche una cifra stilistica diversa la musica. Io diciamo che vengo un po' da diversi stili musicali, perché io in realtà ho cominciato a 9 anni e mezzo quando ho iniziato a studiare al Conservatorio di Musica di Palermo, a Concetto Bellini, e da lì praticamente facevo parte di due gruppi musicali di musica classica e jazz. Quindi diciamo un po' tocca un po' tutte le corde, ho studiato lirica per 3 anni, ho fatto parte di una compagnia d'operetta, ero soprano in questa compagnia, e insomma diciamo che il mio percorso è molto vario, però io ho sempre amato la musica in generale, cioè non ho mai fatto una differenza di stile. Io amo dalla musica anche metallara, cioè quella proprio rock tosta, alla musica jazz, alla musica classica, all'opera. Eh, diciamo che a seconda anche del mio stato d'animo, no? Emerge di più uno stile magari che ascolto più volentieri in quel mio stato d'animo particolare, come si dice in inglese, il mood, no? Cioè, in quel mood, adesso ho bisogno Certo. di sentire delle cose, preferisco dirlo in italiano, però non c'è, secondo me, non bisogna ingabbiare la musica in uno stile per forza. In quel momento, io quando, tra l'altro l'ho scritta io la canzone, sia la musica che il testo, e ci saranno 6 brani che sentirete nel mio prossimo disco che sono stati scritti da me. Diciamo in questo periodo un po' particolare della mia vita in cui ho avuto insomma un problema di salute molto molto importante dove io a un certo punto mi sono resa conto che stavo rischiando insomma di non esserci più, ma quella cosa lì per assurdo mi ha dato una forza e nel momento in cui piano piano ho recuperato e ho avuto vicino delle persone carissime, delle mie ammiratrici che poi erano diventate già amiche, ma poi in quel frangente sono diventate proprio sorelle perché mi sono state vicino 5 mesi. In quel periodo ho cominciato anche piano piano a scrivere, tra l'altro facevo delle cose da casa mia, da casa Lotto, facevo degli incontri che mi hanno dato la forza anche di reagire. Eh, È stato e in quel terapeutico, periodo, insomma. com'è? È stato terapeutico, insomma. Assolutamente sì, io credo che tutte le cose, anche quelle negative, e forse anche soprattutto quelle negative, ti fanno crescere, ti fanno capire anche i valori che a volte diamo tanta importanza, ci arrabbiamo per stupidaggini. E io adesso ho imparato sinceramente a vivere le cose in maniera più serena, più gioiosa. Cioè io ogni giorno mi sveglio e dico grazie Signore, ho un giorno in più in cui posso godermi la mia famiglia, le persone care, i miei animaletti, le cose più importanti della vita. Quindi credo che ogni cosa debba servirci, perché non ci serve è venuta inutilmente. Invece poi dobbiamo crescere. Io adesso ho un'energia, una forza, un coraggio che avevo messo un po' da parte per un periodo, perché magari mi ero lasciata sopraffare da queste. Può capitare, no? A volte quando ti capiano Certo. troppe cose non hai la forza di reagire. Invece no, ho imparato che bisogna sempre, sempre combattere. Tanto è vero che per esempio anche tale quale show avevo provato già 4 volte, non volevo andare più, ho detto basta. Invece dopo questa esperienza brutta per me, ho detto no, ma io ci riprovo perché? Buttiamoci. Ecco, e questa volta invece è andata bene, la quinta volta è andato ben il provino, quindi sono andata a tale quale. Quindi
diciamo che io vorrei che la mia esperienza potesse servire a tante persone che come me hanno vissuto dei momenti molto, molto brutti a livello anche di salute e che magari in certi momenti sembra che non ce la possano fare. Invece no, non abbandonate mai la speranza e soprattutto bisogna combattere che nel momento in cui purtroppo ci abbandoniamo, ci deprimiamo, le nostre difese immunitarie calano. Invece no, abbiamo bisogno di tutte le nostre difese immunitarie per combattere questo maledetto, quindi ce la possiamo fare. E in questo disco che ho scritto è stata una cosa magica. Nel momento in cui ho scritto questa canzone diversa, mi è venuto fuori sia la musica che il testo contemporaneamente in una cosa strana che non lo so, mi girava nella testa. Era una storia, tra l'altro, che ho vissuto da vicino, perché era la figlia di una mia conoscente che vessava questa figlia solo perché era omosessuale, non accettava questa cosa. E questa ragazza era diventata anorestica, non mangiava più, ma a lei non importava perché la cosa più importante era quella di non far sapere agli altri di questa vergogna. Quindi l'amore per la figlia era stato in secondo piano, anzi, forse non c'era più del tutto. Quindi io ho combattuto insieme a questa ragazza per aiutarla a venire fuori, addirittura lei l'ha portata dall'esorcista, dallo psicologo, cose dell'altro mondo, cioè per me il Medioevo non riesco a Come se fosse una comprendere. malattia o come se fosse proprio Una malattia pure una impossessata dal iattura. diavolo, capito? Ancora peggio. Allora, io sono molto credente, ho ritrovato la fede, devo dire, grazie anche a questo evento, perché io l'avevo un po' persa quando persi mio padre, che era la mia vita, la mia luce, era la mia guida in tutti i sensi. Mio padre era tenore, era stato il mio veramente maestro non solo di vita, ma anche il mio maestro pure di canto, mi ha seguito lui. Assolutamente. Lui aveva rinunciato alla sua carriera per me, quindi perché lui era arrivato al suo secondo impero a Castrocaro, comunque aveva rinunciato a tante cose per me, per l'altra figlia, che all'epoca eravamo solo due, poi è arrivato mio fratello dopo tanti anni. E quindi io sinceramente mi sono sentita il dovere di sentire questa magia che mi era arrivata dal cielo e denunciare questa cosa, cioè far sì che molti genitori possano comprendere è così difficile, diciamo, già accettare se stessi nella propria scelta di vita, no? Perché io ho parlato tantissimo con questa ragazza, ma anche con tantissime altre persone. Molto spesso essere attratti diciamo, dallo stesso sesso non è facile accettarlo, no? Perché comunque è una cosa molto complicata, perché Certo. comunque ti devi porre nei confronti della vita in una maniera diversa e non è facile. Quindi se non hai vicino i genitori, le persone care, Figure, certo, certo. molto spesso degli adolescenti anche si sono anche tolti la vita. Allora facciamo qualcosa per rompere questo muro della discriminazione, di voler tutto, a tutti i costi, diciamo, cercare di non vedere l'anima delle persone, ma vedere quello che i gusti, che possa essere orientamento anche politico, religioso, qualsiasi cosa, ma non è giusto, bisogna assolutamente, speriamo anche per un genitore, come si fa? Io non ho Certo. potuto avere figli e sinceramente è una cosa che mi è mancata tanto. Chi ha la fortuna di avere dei figli non li abbandoni a se stessi, li ami Assolutamente. così come sono, al di là di tutto. Poi io sto vedendo sempre di più, no? Ripeto, non solo una discriminazione a livello proprio di scelte sessuali, ok, ma proprio una discriminazione, ci stiamo dividendo, no? E quelli che Lo sono dicevi prima, Novax, giustamente, i Novax, quelli il voler orientati ingabbiare, e in questo proprio senso ti do ragione. ci vogliono separare. Allora, cerchiamo di guardare noi stessi, la nostra anima, e quindi diverso è un urlo di liberazione. E proprio a un certo punto dico, ho scritto, è vero che tu sei mia madre, ma non mi ami davvero. Non hai mai guardato dentro me. Tu pensi solo alla gente, a quello che potrà pensare, ma ti sei mai chiesta cosa provo io? Ecco, una mamma, un papà,
una persona cara, un'amica, deve pensare cosa prova mia figlia, cosa prova questa persona, di cosa ha bisogno. L'empatia, io vorrei tanto che l'empatia fosse la cosa più bella al mondo, perché l'empatia ti fa capire cosa prova l'altra persona e mai al mondo potrebbe mancare il rispetto, che Assolutamente. secondo me è fondamentale nella vita per vivere in maniera più serena. Francesca, visto che ne stiamo parlando, a questo punto io farei vedere il video di Diversa e quindi poi proseguiamo la chiacchierata, va bene? Ok, Rimanete quindi Francesca Lotta col suo nuovo singolo Diversa. grazie. Tu mi volevi diversa, ma poi diversa da che? Non accettavi che io amassi lei. Tu preferivi vedermi star male e soffrire per fingere di essere una come te. Me ne vado via da tutta questa ipocrisia. Voglio amare senza più paure. Oh, me ne vado via, ti lascio tutta questa scia di silenzi falsi come te. È vero che tu sei mia madre, ma non mi ami davvero. Non hai mai guardato dentro me. Tu pensi solo alla gente, a quello che potrà pensare, ma ti sei mai chiesta cosa provo io? Me ne vado via da tutta questa ipocrisia. Voglio amare senza più paure. Oh, me ne vado via e ti lascio tutta questa scia di silenzi falsi come me ne vado via, me ne vado via, me ne vado via da questa scia. Me ne vado via, me ne vado via, me ne vado via senza ipocrisia. Me ne vado via e ricomincio un'altra vita. Voglio amare senza più paure. Oh, me ne vado via e ti lascio tutta questa scia di silenzi falsi come te. E vado via da questa scia, e vado via, e così sia. Ed era dunque l'anima rock di Francesca Alotta, l'anima anche siciliana, nel senso che come me, come sardo, isolani, testardi, capardi, in questo caso assolutamente da vincitori, lei da vincitrice, esce da tutta questa vicenda personale e musicale, perché adesso dopo Sanremo hai fatto Domenicaine, hai lavorato con tanti artisti di grandissimo livello, la stessa Nona Marni addirittura l'ha incisa tra le altre anche Jennifer Lopez, è diventato un successo internazionale, quindi poi la pausa, diciamo così, poi è arrivato Ora o mai più, adesso Tale quale show, quindi su Rai 1, è l'inizio di una nuova, non dico diversa, di una nuova Francesca Lotta? Sì, diciamo che allora, intanto non si ricorda mai nessuno che aveva vinto il Cantagiro, non lo ricordano quello nel Quella di Sanremo 91. hai vinto il Cantagiro, certo. Esatto, da lì diciamo piano piano poi avevo fatto parte delle compilation, eccetera. Diciamo che ho cominciato veramente da piccolina. E quando sì, in effetti è arrivato a non amarmi, pensa che non ci volevano mandare a Sanremo
Ah, perché dicevano che non era credibile una storia d'amore tra una persona che aveva una disabilità e un'altra che no, perché in quel periodo lì, vedi, e qua ricorre il discorso dei temi sociali. A quell'epoca non si voleva parlare della disabilità, si faceva finta che non esistesse. E quindi, diciamo, ci hanno ostacolato in tutti i modi. Persino la nostra casa discografica, tranne il nostro Mario Ragni, che è il direttore artistico, insieme a Giancarlo Pigazzi, che è il nostro produttore, che grande hanno Pigazzi. combattuto tantissimo. Ma noi sapemmo di essere a Sanremo praticamente dai media, abbiamo comprato i vestiti a Sanremo. E insomma, io non avevo la truccatrice, cioè siamo stati così, siamo andati proprio allo All'avventura. sbaraglio. Sì, è vero, è vero. E quindi diciamo che tra l'altro era un tema molto importante, proprio rompere questo muro di omertà, di silenzio, che è come se non si dovesse parlare, no, di queste cose che sono invece importantissime. Da lì sono nate tantissime coppie, dove c'era magari uno dei due che era disabile, Sì. perché la gente ha capito il messaggio veramente molto profondo di questa canzone, la paura a volte di essere amati non per, diciamo, per amore veramente, ma per pietà, perché tante volte la persona che ha una disabilità ha paura di essere amato magari solo per questo sentimento e non magari per l'amore vero, quello che aveva scritto, insomma, Leandro, tra l'altro. Ed è un tema molto importante. Ma da lì invece sono nate tantissime coppie che ci scrivono, che ci seguono, e questo ci ha dimostrato quanto diciamo, il pubblico sia molto più sensibile dei discografici. Infatti, Perché è poi quello che comanda. dopo 20 secondi che cantavamo a Sanremo è partito un applauso a scena aperta e lì abbiamo capito veramente che il messaggio era arrivato è molto forte, tra l'altro, la gente. Da lì è diventato un successo internazionale in italiano. Tant'è vero che poi Jennifer Lopez, come dici tu, e Marc Anthony l'hanno fatta in due versioni, hanno vinto il Grammy Awards latinoamericano con Mire Ames e tra l'altro insomma, il disco mio tra l'altro è uscito pure in Giappone, in Sud America, eccetera. È stato veramente una cosa molto in italiano il successo. Guarda Però ti caso. dicevo, Francesca, adesso è una nuova lotta rispetto a prima. Ma nuova perché nel frattempo per fortuna si cresce, si matura. Io non ho mai smesso di studiare, ho ripreso a suonare il pianoforte, ho incominciato a suonare le percussioni, ho ricominciato a scrivere e anche la musica. E quindi sicuramente c'è una nuova Francesca, è sicuramente molto più tosta, più forte. Più consapevole, mettiamola così. La mia rinascita e quindi sì, diversa perché adesso sono diventata sono più forte, eh, sono più determinata a essere felice. E essere felici significa amare se stessi. Ecco, sto facendo anche tantissime cose, anche per esempio quando ho fatto anche Ora più, c'era un brano mio che è uscito che ti dirò che ancora deve uscire, però probabilmente lo faccio uscire in questo nuovo disco, dove io parlo della storia di una donna che si rivela a una violenza familiare. Purtroppo anch'io ho subito uno stalker che mi ha, insomma, per qualche anno eh, fatto del male. E quindi io collaboro con molte associazioni contro la violenza Contro le delle donne, cioè. donne. Stiamo proprio, insomma, stiamo in questi giorni, proprio il 25 è la giornata mondiale contro la violenza femminile. Voglio ricordare una cosa. Intanto ricordiamo sempre che siamo noi a nutrire questi uomini perché la nostra autostima quando cala permettiamo a delle persone di farci del male. Quindi circondiamoci di persone che ci amano, la famiglia, i propri amici, non facciamoci isolare come fanno loro. Questo è fondamentale. Chiediamo aiuto anche alle associazioni perché ce ne sono tantissime adesso, quando è successo a me, no. Un'altra cosa che mi ricordare importantissima, c'è un segno a livello mondiale che serve per chiedere aiuto, perché può capitare molto spesso che delle donne, magari arrivi la polizia, ma c'è questa persona violenta che non ti dà modo di parlare. C'è questo segno che è così, quindi Sì. palmo aperto, così e così,
ecco, non so se si vede bene, 1 Sì. e 2. Mi fa capire, aiutatemi. Quindi è molto importante, memorizzate questo gesto, ok? Io mi auguro veramente che tante donne trovino la forza di uscire fuori da queste situazioni, perché si può dire basta. Basta essere veramente circondata da persone che ti aiutino. Ti dirò la canzone che ho scritto per questo. Per me i temi sociali sono fondamentali. Voglio che la musica deve servire a trasmettere delle emozioni e anche a fare riflettere, a dare la forza alle donne, che io se riuscissi a aiutare anche solo una donna o anche solo una persona che vive della discriminazione anche a livello sessuale, a uscire fuori da questa situazione, per me è già la vittoria. Questa è la vittoria importante. La vita è fatta di queste cose, di emozioni e di aiuto, di empatia. Quindi questo. Francesca, ovviamente in bocca al lupo, siamo in chiusura. Ti ringrazio innanzitutto per la disponibilità e per la presenza ovviamente nel talk show. Grazie a Ovviamente te. chiedo di cliccare a tutti, di continuare a condividere, di guardare il video e soprattutto aspetteremo il nuovo album al quale tu stai lavorando da tempo. In questo momento ti trovi Sì, appunto al lavoro. vorrei invitare tutte le persone, mi raccomando, a sostenere gli artisti. Cioè, in questo momento sappiamo che quello che conta sono i follower, quindi seguiteci, perché è importante per noi per poter continuare a fare il nostro lavoro, ad avere tantissimi follower e quindi anche andare per esempio nel canale nostro, il mio canale YouTube, dove c'è il video diverso, andate a cliccare, iscrivetevi al mio canale, è importantissimo, trovate Cliccate anche la la campanella, versione sì, quello ormai karaoke. diventa assolutamente importantissimo. A maggior ragione, visto che siamo in periodo Sì, post-Covid, gli artisti e tutte le punte, e non solo cantanti, ma dico proprio tutto il mondo dell'arte, ha bisogno del sostegno del pubblico. Francesca, grazie ancora di assolutamente cuore. sì. Ti seguiremo ovviamente Grazie a te. dal punto di vista dell'album e anche e soprattutto visto in questo periodo a tale quale show. Si dice in gergo merda, merda, merda per il proseguo e ci sentiamo presto. Ancora tanti saluti e grazie ancora. Ciao, ciao, Pippi. Grazie a tutti, ci vediamo presto. Prossima puntata sempre Effetto Serra, il talk show su social. Buona serata.